Oggi vi portiamo all'interno del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, diretto dal dottor Antonio Di Mauro. L'ingresso che vedete dietro di me è quello temporaneo per questi mesi, perché è in via di ristrutturazione il pronto soccorso generale e andremo anche a vedere a che punto sono i lavori e parleremo di come verrà. Andiamo! In un'azienda che per definizione è azienda ospedaliera per l'emergenza, appunto qui l'ospedale Cannizzaro di Catania, il pronto soccorso è il nucleo, il cuore possiamo dire, ovviamente. Ecco, lo dirige appunto il dottor Antonio Di Mauro. Intanto parliamo di cifre, di numeri, ci piace iniziare per capire quanto personale c'è e i numeri di questo reparto. Il personale si distingue chiaramente in personale medico, infermieristica e parasanitario. Ci sono 18 dirigenti medici che afferiscono all'unità operativa, 55 infermieri e 45 ausiliari, quindi una bella equipe, raggiungiamo i 110 collaboratori. I numeri di accessi in pronto soccorso sono circa 140 al giorno e quindi sono 55.000 all'anno. In questo momento è un pronto soccorso che è di rilievo nazionale perché si pone tra i pronto soccorsi d'Italia con un maggior numero di prestazioni e diciamo che il fiore all'occhiello di questa azienda è essere hub, cioè posto di riconosciuto come d'eccellenza per quelle che sono le patologie reali emergenziali, e quindi mi riferisco all'ictus perché è sede del trauma della stroke unit, quindi noi curiamo l'ictus come si cura in Svezia, come si cura in Olanda, come si cura in Inghilterra, come si cura a Milano, quindi attraverso la trombectomia e la lisi È un'azienda hub per l'infarto, quindi afferiscono tutti i pazienti infartuati, hub per il politrauma, hub per il centrussione, quindi se noi pensiamo che le urgenze siano le vere emergenze, siano rappresentate dall'ictus, dall'infarto, tutte le patologie tempo dipendenti dal trauma, questa azienda riesce a dare una risposta alla cittadinanza e non solo, perché appunto nel territorio accoglie un bacino molto più ampio, riesce a dare delle risposte che sicuramente sono delle risposte adeguate ai nostri tempi. Tra l'altro grazie anche all'elisoccorso, come sappiamo. L'elisuperficie veicola qui e per questo diventa, dicevo, non soltanto appunto al nostro territorio, ma diventa tutta la Sicilia orientale. Talvolta accogliamo pazienti anche fuori regione, sia dalla Calabria che dalla Campania. Abbiamo un centro di traumatologia che viene gestito in maniera veramente efficiente, efficace. Per esempio siamo hub anche per il trattamento della frattura di bacino. Da tutta la Sicilia alla Calabria tutti i bacini vengono nell'azienda Cannizzaro. E succede anche che vengano portati anche da altri nosocomi? Assolutamente, e questo per questo dico, al di là del numero delle prestazioni è il peso delle prestazioni, perché se facessimo questi numeri con lo stesso con tipologie di prestazioni differenti, cioè a bassa intensità di cura, chiaramente il peso sarebbe assolutamente differente. Quindi credo che il foro all'occhiello dell'azienda sia stata quella di creare realmente in questi ultimi 20 anni, porre le condizioni perché, e lo è diventata, è un vero riferimento per l'emergenza. Indubbiamente. Il famoso triage come funziona? Lo ricordiamo, anche per dire alle persone quando non bisogna andare in pronto soccorso. Quando non bisogna. Il Quo Vadis è un progetto che effettivamente sarebbe stato carino poter fare e mi auguro di poterlo fare nelle scuole, cioè perché credo che appunto dai ragazzi si può partire rieducando poi i genitori, spiegandogli quando venire al pronto soccorso e quando non venire al pronto soccorso. Il triage è il primo filtro, sostanzialmente c'è una figura di infermiere specializzato che si è formato proprio in questo, che attraverso il rilievo sia di una breve raccolta di anamnesi che di parametri che può rilevare appunto all'ingresso, ne assegna un codice di gravità. Da quel momento in poi il paziente viene rivalutato da un'altra equipe di infermieri ogni 20 minuti o ogni 10 minuti a seconda del codice di gravità, quindi il paziente è realmente già preso in carico all'interno delle mura, all'interno del sistema, e poi successivamente, quando sarà il suo turno, sarà preso in carico dal medico che appunto si occuperà poi della visita, della prescrizione di eventuali esami di laboratorio strumentali e poi della diagnosi e della terapia. Questo è l'attuale. Tra l'altro dobbiamo dire, importante, che in questo momento il pronto soccorso qui al Cannizzaro è, come dire, temporaneo, perché si stanno facendo dei lavori. Esatto, ci sarà un nuovo pronto soccorso fra qualche mese. Da circa un anno abbiamo, grazie alla direzione aziendale che ha condiviso il progetto, quello di portare i pazienti non... Cioè, portare il medico dei pazienti, paziente. non al contrario,
Questo ci ha garantito di ridurre i tempi di attesa e di presa in carico dei nostri pazienti e soprattutto di dare la percezione a coloro che entrano di essere subito presi in carico. Quindi in questo grande come open sarà il space, nuovo, il in futuro questo del pronto grande soccorso? open space ci sarà la possibilità di accogliere non più in una sala d'attesa dove il paziente appunto si sente sguarnito dalle dovute attenzioni, il paziente che viene etichettato come codice giallo, quindi che richiede un'intensità di cura medio-alta, piuttosto che rimanere tra virgolette isolato in una sala d'attesa con un controllo infermieristico, verrà direttamente preso in carico all'interno della sua piccola area in cui ci saranno il monitor, ci sarà la possibilità di far rimanere un parente in modo da migliorare anche quella che è la qualità dell'assistenza. Dottore, perché un po' come nei sistemi americani, insomma, quei boxini. è quello che vediamo nei film e vediamo da 50 anni, che adesso vorremmo, cioè l'azienda finalmente vuole lavorare in questa direzione. È stato un esperimento che abbiamo fatto 5 anni fa durante un altro periodo di ristrutturazione che abbiamo fatto diventare una sala d'attesa, la sala gialli, proprio con questi idee di triage. Abbiamo visto che abbiamo ridotto i tempi di attesa di circa 70 minuti, quindi in maniera sostanziale, e per questo hanno condiviso di voler ottimizzare tutta l'attività nella stessa maniera. Proprio dietro questa porta qui c'è il simbolo proprio dei lavori in corso, non so se possiamo far vedere, c'è poco da vedere. Possiamo sbirciare tranquillamente. Ci sono dei lavori, sì, qui è tutto ovviamente in ristrutturazione. Questo sarà il nuovo pronto soccorso. Questo sarà il nuovo pronto soccorso, dove dentro ci sarà anche un trauma center, quindi ci avremo anche 4 postazioni per il trauma center, e questo fa la differenza perché saranno posti dedicati ai pazienti politraumatizzati, mentre adesso afferivano alla stessa unità operativa della rianimazione, cioè venivano trasferiti poi in rianimazione. Questa proprio in cui ci troviamo sarà l'area del trauma center, dove ci saranno 4 posti letto per accogliere i politraumi. Patologia emergenziale, diciamo, la differenza oggi in sanità la fa questo: riuscire ad occuparsi in maniera efficace di quelle che sono le patologie di emergenza. La gastroenterite non è una patologia di emergenza. Le patologie emergenziali sono soltanto l'ictus, l'infarto, il politrauma e l'ustionato. I motivi per cui si va veramente in pronto soccorso. I motivi per cui bisognerebbe andare veramente al pronto soccorso. Poi il disagio sociale, economico nel quale noi viviamo come regione e come città in particolare, spesso spinge la gente, ma in maniera assolutamente comprensibile, spinge la gente a recarsi al pronto soccorso per avere delle risposte per una fitta o per un mal di pancia che non riesce ad avere magari sul territorio per un motivo organizzativo o talvolta anche per mancanza di stima, di apprezzamento nei confronti di Quindi la sfida è riuscire a gestire questo culturalmente, ma anche in maniera con l'organizzazione vostra. Certo. Devo dire che siccome io ho voluto con me tutti i giovani, nel senso che tutti gli infermieri vengono da esperienze che hanno potuto consolidare da altre parti, ma che hanno la giusta duttilità per non essere ancorati a quelli che erano i vecchi sistemi, perché per l'infermiere questa modalità chiaramente inizialmente rappresentava una modalità anomala di prendere il carico del paziente, invece adesso lui si sente professionalizzato perché realmente il suo contatto col paziente diventa un contatto più duraturo, l'aspetto suo professionale viene fuori in maniera importante perché lui realmente a prendersene cura nelle fasi iniziali, e quindi la professionalizzazione ha creato le condizioni perché loro fossero contenti. Quindi stiamo parlando di un futuro prossimo, stiamo vedendo adesso, siamo in un locale assolutamente in ristrutturazione, ma nei prossimi mesi, quindi ovviamente poi vi verremo a trovare per l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso. L'ingresso, di fatto vi posso far fare un giro di quello che sarà l'organizzazione futura. Sarà questo l'ingresso? Sarà questo l'ingresso, quindi il paziente, una volta rilevati i primi parametri che sono rilevati in questa grande area, i pazienti con codici di gravità medio-alta, quindi gialla, afferiranno direttamente al grande open space che adesso vi mostrerò. I pazienti che invece saranno in attesa per i codici verdi, che si trova al di là di quella porta blu, avranno una piccola sala d'attesa, ma sono pazienti che non richiedono di avere nessun tipo di monitoraggio perché appunto la patologia non è una patologia emergenziale. E questo, dottore Di Mauro, sarà appunto lo spazio, l'open space per i codici gialli, che prenderà anche questa parte che attualmente è esterna, quindi verrà una grande sala? Verrà una grande sala di circa 95
metri quadri, dove all'interno potranno essere presi in carico 18 pazienti contemporaneamente. Ognuno col suo box. Ciascuno con il suo spazio sarà delimitato in modo da poter garantire chiaramente la privacy durante le operazioni che l'infermiere mette in atto, dal reperimento di accesso venoso al catetere vescicale, e garantirà anche la privacy del paziente, perché gli potremo assicurare che un suo parente possa rimanergli accanto. Quindi se pensiamo alla fragilità del paziente che arriva in pronto soccorso, io credo che parte della guarigione accada attraverso la presenza del familiare, può fare quello che noi non riusciamo a fare, cioè tenergli la mano perché siamo oberati. Grazie per queste informazioni, perché veramente è un grande augurio per voi che ci lavorate e per la popolazione che avrà accesso a questo nuovo rinnovato servizio del pronto soccorso Cannizzaro di Catania. Grazie al dottore Antonio Intauro. Grazie a lei, grazie a voi. Non si può prescindere per un ospedale di riferimento per l'emergenza dall'adeguamento e potenziamento delle offerte proprio al pronto soccorso. È per questa ragione che si è avuto l'autorizzazione e si sta procedendo all'ampliamento dei locali, con la individuazione di 9 spazi da destinare per esempio ai codici rossi, con locali che siano più funzionali per accogliere il paziente critico che, giunto o con elicottero o con ambulanza o con mezzi propri all'interno del pronto soccorso, possano trovare all'interno dell'area dei codici rossi il punto di incontro per più professionalità, l'anestesista, il cardiologo, il traumatologo o il ginecologo, che possono offrire al paziente che arriva in maniera critica e quindi in codice rosso una prestazione di elevata assistenza. Questo con il potenziamento anche di un'area del triage infettivologico. L'esperienza del Covid ci ha insegnato proprio a questo, quello di individuare degli spazi che siano idonei per diverse discipline, anche infettive.